All'incontro oggi con il professore Carlo Cottarelli abbiamo compreso e analizzato il gioco dell'economia, gioco che molti di noi giovani in realtà non sanno neanche i tasti praticamente. E tramite un vero e proprio connubio tra giovani e il professore siamo riusciti a richiudere quel gap che tanto separa ragazzi come noi, neo diciottenni, dal mondo dell'economia, un mondo che ci sembra tanto lontano ma che in realtà si avvicina sempre più a noi con l'arrivare della nostra maturità. Inoltre abbiamo analizzato a 360 gradi che cosa è stato il post pandemia, la crisi che abbiamo vissuto in Italia e nel mondo, da tutti gli ambiti, partendo da quello calcistico a quello politico e a quello anche territoriale, ecco. L'incontro che abbiamo avuto oggi col professore Cottarelli è stato di particolare rilevanza ed importanza perché la platea era costituita per la maggior parte da ragazzi neomaggiorenni, quindi ragazzi che a breve si affacceranno al mondo del lavoro e che devono imparare ad essere dei buoni amministratori delle proprie finanze. E in questo senso ci ha aiutato il professore Cottarelli che ci ha spiegato come funziona un punto importante fondamentale dello Stato italiano, ovvero l'economia italiana. È stata un'occasione anche per fare un excursus della storia economica italiana ed in particolare dalla ripresa dopo il blocco dovuto alla pandemia e quindi tutte le politiche espansive, il piano nazionale di ripresa e resilienza e ovviamente i suoi risvolti anche nell'ambito scolastico. Ovviamente per questo incontro è doveroso ringraziare chi se ne è fatto promotore ed organizzatore, quindi la professoressa Agata Cullurà e ovviamente la dirigente scolastica, la preside Sciuto.